World Cup 2016, gli europei di calcio 8 si giocano a Roma. Scegli la maglia della tua nazionale e vinci 10 weekend in una capitale europea. Sì, sono mancato perché comunque sono andato a un altro playoff, anche importantissimo, non volevo discriminare assolutamente la partita, per di più il Progen Team che è ultimo in classifica, anzi faccio i complimenti a loro, che nonostante tutto sono lì in fondo alla classifica, sono sempre una squadra tra virgolette spigolosa da affrontare, tant'è vero è stata, all'inizio la chiamavano la ferma grandi, comunque chi ci ha giocato di chi sta lassù ha sempre o perso o pareggiato. Ma a parte questo ho visto una squadra un po' pagata la mia, non è che sono proprio soddisfatto, almeno parlo per il secondo tempo. Ho visto una squadra forse un po' stanca, che non lo dovrebbe essere, perché comunque adesso stiamo andando incontro ai playoff e dovremmo stare al 100%. Sì, diciamo che sono soddisfatto a metà al di là del risultato, ma sono molto soddisfatto per quanto riguarda la classifica, perché ieri c'è stata la sconfitta della Roma, c'è stata la sconfitta del Bacci e noi con questo risultato oggi l'abbiamo raggiunta la Roma e abbiamo tenuto a distanza il Bacci. Adesso ci sarà l'ultimo scontro diretto contro il Bacci e niente, vediamo che succede. Sì, lo spero perché se siamo arrivati ben 3 volte sulla mezzaluna dell'area di rigore loro, invece di calciare in porta abbiamo cercato l'ultimo passaggio, diciamo così, la classificazione di calcetto, ma da là in gergo si spacca la porta. Quindi sì, non siamo stati all'altezza degli scontri diretti a inizio stagione, ma poi nella seconda parte di ritorno abbiamo fermato il Checco, abbiamo vinto lo scontro diretto contro la Roma, adesso manca il Bacci e vediamo insomma, sicuramente per loro è l'ultima carta, noi puntiamo per le off come inizio anno. Guarda, noi fortunatamente abbiamo, diciamo così, tra virgolette, dobbiamo giocare con le penultime tre, quindi a parte il Bacci penso che è rimasto Hammers e Nets. Quindi diciamo per loro ormai che sono una squadra che penso già play-out, ci rimane un po' più semplice, diciamo così, che semplice poi alla fine non lo è. Io sono fiducioso, sono sincero, perché ecco, come ha detto prima Alessandro, quando si tratta di giocare lo scontro diretto usciamo fuori e siamo pericolosi.